Domenica 15 dicembre si vota per il rinnovo delle cariche dei 10 consorzi di bonifica del Veneto e la tornata elettorale riguarda anche il Consorzio Brenta. Si tratta di un'occasione importante per i cittadini che potranno votare in tutti i comuni i candidati che si sono presentati. Ma si tratta anche di un momento molto importante per il futuro dell'ambiente. Qui è legata in modo strettissimo l'attività dei consorzi. Puntiamo soprattutto sull'ambiente e chi meglio degli agricoltori può tutelare l'ambiente, per cui abbiamo creato una lista rappresentativa delle 3 organizzazioni sindacali Coldiretti, CIE e Confagricoltura in rappresentanza appunto del mondo agricolo, perché riteniamo che sia fortemente in grado di governare anche il Consorzio Brenta. Sicurezza ambientale, sicurezza idraulica, sempre di più il problema della gestione idraulica ci interessa visto i cambiamenti climatici. Ecco quindi l'invito a recarsi a votare. È un diritto e una grande opportunità per tutto il territorio. Poco ho sentito le votazioni del Consorzio Bonifica perché è ritenuto esclusivamente per il mondo agricolo. Riteniamo invece che è aperto giustamente a tutti i cittadini, anche chi abita al quinto piano proprietario di un immobile, e noi della lista 2 Coldiretti, CIE e Confagricoltura li invitiamo a venire a votare domenica dalle 8 del mattino alle 8 di sera.